Lo scorso 28 novembre abbiamo tagliato un importante traguardo, l'inaugurazione della nostra nuova sede sociale, che è situata a Udine, in via Lizzero. All'evento ha partecipato anche l'assessore allo sport, educazione e agli stili di vita del comune di Udine, la dottoressa Raffaella Basana, che ha presenziato alla cerimonia del taglio del nastro. Ci scusiamo per la qualità di alcune interviste, dovuta a un problema tecnico. Siamo con l'assessore Raffaella Basana che gentilmente ci ha fatto l'onore di venire ad inaugurare la nuova sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Kid Movie. Dunque quando si inaugura una nuova sede, come anche ha detto prima dalle sue parole quando c'è stato il taglio del nastro, è sempre un segnale positivo, un segnale di vitalità, vivace per il mondo dello sport a livello dilettantistico, perché noi siamo un'associazione dilettantistica sportiva. Comunque è un bel messaggio, spesso lo sport anche tra i giovani nella scuola magari è un po' lasciato, le ore sono poche, viene lasciato un po' a margine, quindi ci sono dei bei spunti. Assolutamente sì, per me è un onore essere qui oggi a inaugurare la sede di una nuova associazione che testimonia che il movimento sportivo sta crescendo, perché un'associazione che crea una nuova sede sicuramente testimonia questo, quindi gli stili di vita sani sono assolutamente da proporre sempre di più nella nostra società che è sempre meno abituata a muoversi e che forse anche nell'alimentazione ha delle difficoltà a trovare anche proprio il tempo per alimentarsi in maniera corretta. Siamo con Margherita Callegaro, presidente dell'Associazione Dilettantistica Sportiva Kid Moving. Dunque abbiamo inaugurato la nuova sede, possiamo fare un bilancio che avviene alla fine di questo 2014, un anno positivo, l'associazione è cresciuta, quindi possiamo fare un bilancio positivo. Assolutamente sì, un bilancio positivo, oltre ogni aspettativa. Stasera abbiamo fatto l'inaugurazione della nostra sede, un momento significativo perché questa sede per noi rappresenta un momento di unione e comunque è stata fortemente voluta non solo da noi del direttivo ma da parecchi soci e mi auguro che questa sede sia un momento da poter condividere un po' con tutti, qualsiasi evento, qualsiasi occasione buona per incontrarci e per festeggiare tutti insieme. Possiamo anche trovarci per un confronto, dei consigli oppure semplicemente anche per chiacchierare insieme. Quindi questo momento secondo me è un momento di passaggio, un momento importante per noi perché ci identifichiamo anche in una sede, una posizione, una postazione. Però come ribadisco deve essere un posto, un locale dove tutti noi possiamo ritrovarci per qualsiasi occasione. Bene, quindi l'associazione continuerà a crescere, l'attività continuerà anche quella, abbiamo, come abbiamo sentito dalle parole della Presidente, tante iniziative che potranno nascere, crescere, svilupparsi, tenendo la sede come fulcro, come punto di riferimento ideale, diciamo, per tutta l'associazione. Grazie mille. Grazie a voi, un cin cin a tutti.
Con Laura Castellani, responsabile tecnico dell'associazione dilettantistica sportiva Keep Moving. Prima con la Presidente abbiamo detto che la società sta crescendo sia nel numero di iscritti ma anche nell'entusiasmo sia dei soci che di chi si avvicina verso l'attività che facciamo. Un'attività abbastanza varia, si parte dai bambini per finire, possiamo dire, con i pensionati, ma sì, abbiamo tante attività. Vuoi riassumerci un attimino tutte le varie sezioni che anche tu personalmente con tanta passione curi? Sì, allora diciamo che l'attività è molto vasta, appunto come dicevi tu, è un'attività che parte diciamo dai giovani, giovanissimi anzi, quindi un'attività tipo gioco atletica, è un pre-avviamento all'atletica sotto forma ludica, diciamo che vengono impartiti tutti i fondamentali dell'atletica, quindi la corsa, i salti, i lanci, però in maniera giocosa, quindi i bambini dai 4 ai 7 anni possono divertirsi apprendendo quelli che sono i fondamentali, senza dover aspettare gli 8 anni, perché ormai diciamo i bambini hanno voglia di avere comunque di essere già impostati e di avere una direzione, no? Un'altra cosa che facciamo per i giovani sono il campus estivo di atletica leggera, che quello però lo avviamo sempre verso giugno, finite le scuole, e lo concludiamo verso luglio. Anche lì si fa avviamento all'atletica, ma facciamo e proponiamo altre diciamo, attività collaterali, quali laboratori didattici, educazione stradale, incontri con i top runner, quindi l'anno scorso è venuta l'Anna Incerti, è venuta Luca Toso e tantissimi altri, adesso ne ho solo menzionati 2, ecco. E facciamo anche altre attività molto interessanti tipo lo yoga della risata e insomma tante cose che comunque sul sito sono ben descritte. E altre cose che facciamo invece per i meno, tra virgolette, giovani è il Nordic Walking, che è un'attività molto semplice ma che aiuta tantissimo, infatti viene utilizzata anche a livello fisioterapico e quindi anche per chi semplicemente vuole camminare, però ha un'impostazione fatta in una determinata maniera e poi facciamo soprattutto avviamento all'atletica, ecco, diciamo, quindi per gli adulti. La fascia che riusciamo a seguire è una fascia dai 20 ai 50, 60, 70, insomma finché uno ha voglia di correre. Non c'è limite. Non c'è limite, noi ci siamo, ecco, ma soprattutto diciamo non è il nostro non vuole essere un agonismo sfrenato, ma vuole essere diciamo un avviare la persona alla consapevolezza di come si deve correre per non farsi male, soprattutto di come la corsa è divertimento ed è benessere soprattutto, perché comunque correndo, stando insieme, stando in gruppo, molte volte si risolvono anche problematiche che sembrano insormontabili e soprattutto la solidarietà, no, che c'è tra di noi, no, e è bello, ecco, insomma noi stiamo bene. Insomma, chi vuole è il benvenuto nella squadra della Keep. Siamo alla fine di questo anno, un anno diciamo anche agonisticamente che ci ha dato soddisfazioni, c'è stata molta partecipazione alle varie competizioni dove insomma i nostri atleti sono stati presenti, un motivo di soddisfazione innanzitutto per te, certo, che ti dedichi con tanta, insomma, con tanta passione, quindi sei riuscita a trasmettere bene intendere l'attività sportiva non solo come dicevi tu sfrenato agonismo ma come benessere, che però ha portato dei bei risultati, quindi proseguiamo il prossimo anno, Enrico, di appuntamenti. Vuoi magari già preannunciare quale sarà l'attività del gruppo? Allora, diciamo la parte agonistica tu la curi anche personalmente, no? Con corsi e allenamenti finalizzati proprio magari proprio alla preparazione anche tecnica, certo. Magari brevemente riassumici un po' quali sono i programmi futuri, sì, ecco, dell'associazione. Allora, diciamo che non abbiamo un quadro ben chiaro in questo momento, semplicemente perché a me piace coinvolgere personalmente gli atleti e questo infatti con i primi di dicembre faremo proprio una riunione per capire quelli che sono gli obiettivi agonistici ma anche obiettivi personali degli atleti, in maniera tale che si possa finalizzare l'attività proprio, non dico proprio 1 a 1 ma quasi 1 a 1, perché poi magari si riesce a fare dei gruppetti che magari, che ne so, uno decide di fare la mezza
mezza maratona insieme, altri magari con la stessa, chiaramente a livello dico di calendario, no? Ecco. Però comunque sì, adesso ci stiamo focalizzando su quelli che sono i cross, che diciamo sono ormai imminenti, col 14 di dicembre iniziano le attività. E quindi faremo questo e stiamo sviluppando tutta la parte diciamo di potenziamento muscolare e molto tecnica. Secondo me però anche una cosa che comunque è già da un po' che cerco di far capire, far passare il messaggio anche diciamo come la mente influisca sulla prestazione, quindi ci focalizzeremo anche molto su questo perché secondo me è una spinta ottimale per l'atleta, ecco, da non tralasciare. Diciamo per il momento così, poi si va avanti piano piano e tutti insieme. d'opera. Sì, brava. Come si suol dire. Bene, quindi insomma c'è tanto ancora da fare e il percorso sicuramente di questa associazione sarà positivo, crescerà e insomma le idee non mancano, la buona volontà neanche. Grazie Laura e buon lavoro allora. Grazie a voi e noi abbiamo sempre le porte aperte per tutti. Salve, ciao.